Allora, vediamo se riusciamo a fare un po' di chiarezza. Allora, prima di tutto, ogni tanto salta fuori qualcuno che dice, mi riferisco al post che abbiamo pubblicato, che si vede il litorale di Isola Verde praticamente, praticamente disastrato dalla mareggiata che è in corso anche in questo momento. Ancora una volta qualcuno scrive che è praticamente colpa del Mose perché l'acqua che non è, secondo questa teoria, vabbè, questa idea che essendoci il Mose l'acqua non entra in laguna, quindi alza il livello del mare fuori. Ecco, allora abbiate pazienza. Siccome sta cosa, voglio dire, cioè, avete pazienza, faccio 61 anni tra poco, tutto il periodo pre della, diciamo di decidere di fare il Mose, l'ho seguito personalmente, ero consigliere comunale una volta e ne ho sentite tante e francamente certe risposte, con tutto il rispetto delle opinioni, ma questa non è un'opinione, questa qua è una leggenda. Ecco, allora, non c'entra nulla. Se non avessimo avuto il Mose, oltre al fatto che oggi saremmo sott'acqua, comunque il litorale, ma non di Isola Verde, di tutto l'alto Adriatico. Qualcuno ha scritto, ma in Croazia, anche Croazia va sotto. La Croazia, secondo la marea, va sotto anche la Croazia, mentre prima andava sotto, perché purtroppo, io non so come fate a ancora non... Il livello del mare si è alzato e si sta alzando e quindi, e soprattutto in questi periodi dell'anno, diventa molto pericoloso. E questo è un discorso. L'altro discorso, ho visto un altro dei commenti, che ancora tira fuori sta storia del ma invece il Mose si poteva fare come gli olandesi. Allora, fatalità, proprio 2 giorni fa ho avuto modo di confrontarmi con un ingegnere che lui mi ha spiegato i motivi, ci mancherebbe altro, per cui a suo avviso era meglio la soluzione tipo quella del porto di Rotterdam, che sostanzialmente è un cancello, cioè un cancello si apre da una parte e si apre dall'altra. E ai tanti dicono sarebbe costato di meno. Allora, mi sembra ovvio che sarebbe costato di meno perché ovviamente un conto è una struttura fuori dall'acqua e un conto è una struttura completamente sott'acqua. Al di là che il vero costo del Mose è stato l'enorme ritardo di decenni per realizzarlo, perché purtroppo allo stesso modo come al tempo della Serenissima, quando hanno spostato il Brent e l'Adice che sfociavano in laguna, c'era un partito che era contrario, un partito del no, come abbiamo adesso, e un partito che era favorevole. Alla fine il partito che era favorevole l'ha spostato 500 anni fa, 400 anni fa, adesso non mi ricordo il periodo serio, comunque sono secoli, secoli fa, perché l'uomo va a modificare l'ambiente, è stato così. Purtroppo in questo momento stiamo avendo delle gravi conseguenze per quello che l'umanità sta facendo. Ecco. Allora, tornando al Mose, dico questo perché a suo tempo, molti anni fa, sul mio profilo c'è scritto Andrea Comparato ultimo di Pirla, quella volta ero ancora più ultimo di Pirla, e quindi quando sono venuti gli ingegneri a spiegarci in commissione, eccetera, eccetera, e sentivo gente che dice ma no, ma non funzionerà. Uno di questi è un certo Roberto Rossi vi dice qualcosa, che faceva i gazebi, no Mose, no Mose, poi sono spariti tutti. Il primo giorno che hanno messo in funzione il baby Mose, sono spariti. Comunque, a parte questo, hanno preso in considerazione anche altre soluzioni che in quel momento storico che si è cominciato a progettare questa cosa erano la soluzione al porto di Rotterdam e qualcos'altro che non era ancora tecnicamente fattibile, tipo quello di pompare l'acqua sotto oppure delle micro iniezioni di cemento, una serie di cose. Hanno deciso quello per tanti motivi, ma i due motivi principali, di cui francamente sono favorevole anch'io, ma non perché veramente la cosa è più logica. Uno era quello che il Mose stava sotto, quindi non andava a impegnare anche altre superfici. Quindi tra una infrastruttura che occupa tanto spazio e una infrastruttura che sta sotto, ma mi sembra logico che sia meglio la seconda, voglio dire, tanto per dire. Poi il Mose, le barriere, che sia il porto di Rotterdam, tipo il cancello, tipo invece il Mose che va sotto, per avere la sicurezza che lo alzano, lo possono alzare con qualsiasi condizione di tempo, perché altrimenti se per caso c'è il dubbio che col maltempo non si possa alzare, siamo disastrati.
Per fare questo bisogna che l'onda all'interno delle due dighe non sia più alta di 2 metri con il Mose. Con la, diciamo, adesso non vorrei dire una fesseria con le misure. Comunque, per quanto riguarda invece il porto di Rotterdam, per avere la sicurezza di poterlo utilizzare con qualsiasi condizione meteo, non bastava la lunata. La lunata serve a fare in modo che le onde del mare non siano troppo alte. Per usare quella soluzione, ripeto, porto di Rotterdam, non ci sarebbe stata una lunata, ci dovrebbe essere stato il prolungamento della diga di sottomarina che andava quasi a raccongiungersi con quella di Caromà, e quindi l'entrata del porto diventava molto più piccola. Quindi, a fronte di questo, e poi anche il fatto che il Mose è modulare, il cancello tipo cancello o lo apri o lo chiudi, il Mose invece puoi decidere se questo qui tenerlo mezzo aperto, quell'altro mezzo chiuso, quello completamente chiuso. Quindi, essendo così, è per questo che gli ingegneri italiani hanno deciso quel tipo di soluzione, che è la migliore, si è dimostrata la migliore. Tra parentesi, in America, Stati Uniti, tutta la parte quella della costa occidentale, quindi New York, vanno sotto, perché anche là hanno lo stesso problema, anzi peggiore, perché l'escursione della marea è ancora maggiore. E proprio qualche settimana fa hanno pubblicato un articolo che hanno deciso di fare il rivestimento tipo Mose. Sono venuti da tutto il mondo a guardare questa soluzione. Anche quella del Baby Mose, e concludo perché questo video diventa troppo lungo. Quando ce l'hanno spiegata e rispiegata, ripeto, comparato a Andrea, ultimo di Pirla, di fronte ad altri colleghi consiglieri, chi era ingegnere, chi era geometra, chi era gente insomma che aveva delle capacità, aveva dimostrato di saper fare nella vita, dicevano gli ingegneri: ma vi facciamo la pavimentazione, rifacciamo le fognature, rifacciamo l'impianto del gas, facciamo tutta una serie di soluzioni. E io ho detto: ma scusa, anche che il Baby Mose non dovesse funzionare, ci sistemano tutte queste cose per noi comunque da fare. E invece funziona. Cioè, voglio dire, sono anni e anni che noi abbiamo il centro storico a riparo delle alte maree. Ecco, quindi, scusate, quando ancora continuo a sentire qualcuno dice: ma era meglio il porto di Rotterdam, ma cazzo, scusate, mi cascano proprio le braccia, cioè, con tutto rispetto. Adesso, scusa, io so che certe volte sono un po' irruento e ripeto, capisco le opinioni, perché uno può dire: ma secondo me non va bene, ma voglio dire, un conto è un'opinione. Ripeto, l'altro giorno ho parlato con un ingegnere e siamo parlati proprio di questo argomento, e lui, pur condividendo, cioè pur dandomi ragione su quello che dico, lui dice sarebbe costato di meno. Per carità. Eh, Altri mi hanno spiegato che quando un ingegnere, un gruppo di ingegneri sceglie una soluzione tecnica, alla fine la sposa. È come uno che gli piace quella donna, magari per gli altri è bruttissima, ma a lui gli piace e quella lì. Adesso, facendo questo paragone un po' che lascia il tempo che trova, però anche quella del Mose, voglio dire, ripeto, è partita 40 anni fa. Ecco, quindi ripeto ancora una volta, mi scuso se sono un po' irruento, ma veramente meno male che è stato realizzato il Mose. Per quanto riguarda, tornando a Isola Verde, cioè, allora, anche lì qualcuno ha scritto: Sky buttai via quello che fanno gli interventi che hanno fatto fino adesso. Non è vero che sono Sky buttati via, perché se non avessero fatto quelli, oggi il mare sarebbe probabilmente fino alla Romea. È chiaro che bisogna fare delle infrastrutture di protezione del litorale ancora più importanti e più imponenti, ma ovviamente le risorse sono quelle che sono. Non è che si può pensare: c'è quello che vuole l'autostrada a quattro corsie sulla Romea, impossibile; c'è quello che si sogna di avere la ferrovia che oggi ha più di sacco, un'altra cosa impossibile. Bisogna guardare le cose in maniera oggettiva. Per fare queste protezioni ci vogliono tantissimi soldi, tantissimi investimenti, e gradualmente li stanno facendo. Solo l'anno scorso hanno alzato i pannelli e hanno continuato a fare ripascimento. Non è abbastanza, ma se non avessero fatto neanche quello, saremmo sott'acqua. Calino sarebbe sotto. Avete pazienza. Buona giornata, scusate questo anziano blogger rincoglionito, anche perché ormai